Buonasera, lunedì 4 aprile, siamo arrivati alla 19ª puntata di Che Calcio Che Fa, inizio la mia trasmissione appunto settimanale già con un amico che è qui, lo vedete, ovviamente non abbiamo fatto la presentazione diretta che poteva arrivare da dietro le quinte e qui quindi ho il piacere di introdurre Enrico Lazzari, DJ Henry, ed è un grandissimo estimatore ovviamente del calcio. Ciao Fulvio, grazie per l'invito. Eccoci, allora ci ritroviamo dopo una settimana disastrosa che è post eliminazione del mondiale, quindi in qualche modo ci siamo un po' leccati le ferite la settimana scorsa con i nostri ospiti che sono stati appunto Tommaso Lavizzari e Luigi Guelpa. Tommaso Lavizzari, tra parentesi, è il sodale con cui Enrico ha creato anni fa presso Radio Milan Inter e poi su altre emittenti. C'era Una volta Rai, che è questo format che riguarda chiaramente solo l'altra metà, dai. È l'altra metà che riguarda il calcio. Allora, quindi ho voluto separarvi perché so che avete delle visioni similari, però in alcuni punti contrastanti, no? E quindi sì, io forse magari guardo anche un po' il bicchiere mezzo pieno. Sì, ecco, invece lui è un po' più negativo da un punto di vista dell'analisi del calcio italiano. Devo dire la verità che molte cose le vede a ragion veduta, perché ce l'abbiamo anche sotto gli occhi di tutti, no? Sì. Però diciamo che ogni tanto bisogna cercare di essere anche un po' più positivi. Lo aspettiamo, ovviamente, aspettiamo la replica, la controreplica di tutto ciò da parte di Tommaso. Nel frattempo, già dopo la prima sconfitta della nazionale, appunto, la prima sconfitta, no? L'unica sconfitta che ci ha eliminato, qualcuno ha anche detto finalmente meno male che inizia il campionato, e quindi ci siamo ributtati subito nell'agone delle partite. Quindi prima di iniziare comunque la trasmissione vera e propria con le varie situazioni riguardanti appunto questo turno che è il 31esimo del campionato di calcio, ricordo sempre che noi andiamo in diretta su silvimusicradio.it, la pagina Facebook, più quelle collegate ovviamente. Un'altra cosa che mi preme dire è che abbiamo sempre una collaborazione con i Mondadori Bookstore, anche se oggi non presenteremo il libro. Di solito alla mezz'ora presento un libro, vi accenno solo che domani ci sarà la presentazione di questo libro, che è esattamente La Fantasia, e dunque e quindi chiaramente ringrazio i Mondadori Bookstore Acqui Terme Crema Genoa, Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varese. Il libro è questo, lo vedete, ed è Fantasia milanista, edito da Edizione della Sera, ed è stato curato dallo scrittore e giornalista Davide Grassi, con le collaborazioni di molti giornalisti, operatori del settore, ovviamente grandi estimatori dei numeri 10 del Milan nei decenni, no? Ecco, il tuo numero 10, così ti interpello subito al volo prima di iniziare. Il numero 10 per eccellenza per te. Beh, è anche un 10 anagrafico, insomma. Gianni Rivera, va che bene. Poi è quello che mi ha fatto innamorare del football. Ecco, allora, quindi come vedi abbiamo già da dire, ecco, riguardo appunto la scelta del calcio, no? Molte volte ci si avvicina, io mi sono avvicinato con come si chiamavano, i fustellati non so se ti ricordi, c'erano delle gelatine negli anni 60-70 e c'era il fustellato di Mazzola, e quindi uno sceglie da una parte, uno sceglie dall'altra. Ricordo inoltre che Calcio Che Fa ha sempre questa punto di contatto con la solidarietà e dell'associazione Conosci Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-emma.it, ed è sempre questa collaborazione con, se qualcuno è intenzionato a sostenere, è gente ovviamente molto seria che sta studiando questa patologia, questa malattia rara. Sappiamo che le malattie rare sono l'ultima dei pensieri delle case farmaceutiche, purtroppo. Ricordo inoltre che noi andiamo in diretta a Facebook sulle pagine di appunto il Silvi Music Radio, che Calcio Che Fa, quelle personali, ma al tempo stesso la registrazione viene dalla settimana scorsa
automaticamente inviata anche al canale YouTube, come potete vedere, e al canale Twitch. Poi ovviamente è sempre collegato anche, per ciò che riguarda le immagini, il canale Instagram. Va bene, allora abbiamo visto, i preliminari sono questi. Andiamo a vedere un attimo i risultati delle partite, li vediamo qui. Quindi Spezia Venezia 1-0 con una vittoria allo scadere appunto dello Spezia, che prende 3 punti molto importanti. Lazio Sassuolo 2-1, la Salernitana che perde in casa col Torino 1-0, sempre comunque di misura. Poi la Fiorentina, una vittoria un po' discussa sull'Empoli nel derby, e Toscano per 1-0. L'Atalanta che viene invece subito colpita per un risultato anche abbastanza pesante 3-1 dal Napoli, che si slancia ovviamente a ridosso del Milan, rimane affrancato a ridosso del Milan. Poi abbiamo Udinese e Cagliari 5-1, Sampdoria Roma con un gol tra parentesi molto ma molto bello di Mkhitaryan alla fine di un'azione molto studiata da parte della Roma, per 1-0, e Juventus Inter, che è la partita di ieri, il derby d'Italia, con molto chiacchierato, molto discusso ovviamente per ciò che riguarda alcune scelte che ci sono state durante la partita. Stasera alle 18:30 ci sarà invece Verona-Genoa a completare ovviamente il tabellone, e poi soprattutto Milan-Bologna, dove da una parte il Milan deve tenere il passo ovviamente, e dall'altra parte il Bologna deve dare dimostrazione di andare avanti anche senza il supporto di un grande personaggio come Sinisa Mihajlovic. Allora torniamo subito per ciò che riguarda la partita di ieri, no? Che è la cosa forse più importante come risultato in sé, perché ha creato veramente tanto rumors. Secondo te questa situazione, perché anche sentendo una radio sportiva eccetera eccetera, la gente si sta un po' disamorando nei confronti del calcio, lo rivolgo a te che sei più positivo rispetto al tuo sodale, Tommaso, però la gente si sta un po' disamorando perché il VAR non dà una certezza, si avvicina alla verità però zoppica, e questa è una cosa che è negativa. Sì, allora direi che stiamo andando sempre più verso un calcio legato alla televisione, e quindi toglie un po' di, come dire, di voglia di andare allo stadio, c'è anche una dissuasione forte. In tutto ciò ne abbiamo anche parlato mesi fa e in puntate precedenti. Ora direi che il calcio è stato estremamente esasperato a livello di televisione, quindi questi appunti che sono stati fatti hanno un fondo di verità, a mio parere, nel senso che gli arbitri tendono poi anche, adesso la partita di ieri è stata estremamente spigolosa, perché comunque è stata una partita fisica e si è visto anche dal numero dei cartellini gialli. Però gli arbitri tendono molto a non far giocare in Italia, e noi andiamo a pagare questo scotto poi all'estero, dove comunque il ritmo è molto alto. E lasciano correre, lasciano correre un po' all'inglese ovviamente. Esattamente, ma perché comunque il calcio è uno sport di contatto, uno sport fisico, e quindi alcuni contatti fanno anche parte di quella che è diciamo il teorema del calcio. Quindi questo concorso di cose, a mio parere, ha reso il calcio quasi una situazione salottiera, e la TV ci ha messo del suo. Il VAR che è usato in modo così ancora aleatorio, ha complicato le cose, quando invece avrebbe dovuto invece andare a semplificarle. Ma il discorso di lasciar correre certe volte è importante, l'ho visto anche ieri, c'è stata la domenica sportiva dove c'erano due grandi campioni come Tardelli e Colovati che dicevano ai nostri tempi quei falli lì non sarebbero stati fischiati, no? Perché effettivamente erano abituati al contatto, anche delle entrate pesanti eccetera eccetera. A me sembra, non vorrei essere un po' cattivo, e qui quindi do anche, alleggia sempre lo spirito di Tommaso, no? Sì. Perché è un po' la contrapposizione, no? Do in fin dei conti un assist a Tommaso, nel senso che effettivamente il VAR con le sue diciamo elucubrazioni, no? In qualche modo crea delle premesse di spettacolo.
che non è lo spettacolo vero, perché lo spettacolo vero è quello sul campo di calcio. Esatto, no? anche l'attesa stessa. Allora la polemica, noi siamo un popolo polemico, perché almeno tu che sei di matrice anglosassone, chiamiamolo così, come e per me è abbastanza scioccante questo. Dicono che non parlano più di calcio quando vanno al pub, sì, possono parlare, ma ormai la polemica viene zittita e viene ridotta all'osso. Però Fulvio, io che quando vedo la Premier vedo comunque un atteggiamento diverso, soprattutto a livello arbitrale. Io non ricordo mai il nome di un arbitro, quindi non riesco neanche ad imputare sconfitte della mia squadra all'arbitro, perché alla fine non è una cosa data, diciamo, che si possa anche ipotizzare, perché poi l'arbitro è solamente un giudice che durante la partita scompare, invece qui l'arbitro spesso è un grande protagonista. Ecco, alcuni dicono che ci dovrebbe essere una sorta di scala gerarchica, no? E quindi l'arbitro dovrebbe essere secondario alla decisione del VAR, perché il VAR effettivamente in un modo o nell'altro va a sminuzzare. Allora, stiamo facendo un percorso verso la verità, no? Quindi il VAR deve dare la verità. Dando la verità, a quel punto lì uno non ha più motivo di poter protestare e chiedere qualcosa che magari una volta veniva più in qualche modo elargito da un arbitro che magari bonariamente poteva essere in odore anche di una squadra, appoggiare di più una squadra. Si creava appunto anche la premessa negativa, no? Attorno, un alone attorno all'arbitro. Allora si va verso la verità, adesso si sta sminuzzando, si sta tagliando il cappello in quattro e alla fine poi le polemiche ci sono lo stesso come negli anni precedenti, quindi non vorrei che fosse una forma di spettacolo, appunto perché lo spettacolo in campo magari è un po' più basso, un po' più di livello, e quindi sicuramente c'è una spettacolarizzazione del VAR che diciamo è diventato un protagonista, però dall'altra parte io devo dire che c'è anche un grande risvolto di ego da parte degli arbitri che a volte si sentono sminuiti ad andare al VAR, quindi è anche vero che molte volte gli arbitri vanno al VAR per non aver proprio problemi, perché è stato forse il caso del rigore non dato al Torino, il rigore dato al Torino, non dato al Torino contro l'Inter, praticamente ha deciso l'arbitro nonostante l'evidenza, anzi in realtà è stato il VAR che ha detto guarda che non l'ha preso e lui si è affidato, però è stato un caso molto unico, a molto mio parere raro. l'arbitro dovrebbe sempre uniformarsi al VAR, perché quello è l'aiuto che lui ha e obiettivamente dovrebbe andare a facilitargli anche la gara. Ok, senti, della partita di ieri riporto delle considerazioni di Arrigo Sacchi, no? Perché poi lui ogni volta dice sempre lo spettacolo del calcio italiano, eccetera, eccetera, sempre un po', ormai a distanza di tantissimi anni, continua sempre a dire che il calcio italiano è quello che è, soprattutto poi se c'è dall'altra parte uno come Allegri, con cui si è scontrato più volte. Allora dice che in Spagna i tifosi se ne sarebbero andati dopo. Chiaro che sono dei cultori del calcio, è chiaro che allenatori come Capello o Ancelotti sono rimasti poche stagioni, ma cioè, Capello 2 volte un anno ha vinto e poi l'ha mandato via. Ancelotti ha vinto la 10ª con la Champions, però dopo alla fine l'ha mandato via. Cioè, quindi loro vogliono e sono dei pragmatici, no? Perché il calcio italiano, gli allenatori sono dei pragmatici, al di là del fatto che Ancelotti è un grandissimo conoscitore di calcio, lo è anche Capello ovviamente, e quindi loro invece vogliono la squadra della spettacolarizzazione totale, no? Come era quella famosa dei Galacticos, però in realtà non è che poi loro certe partite, vado a vedere la partita non so di Atletico Madrid con Simeone che gioca più italianamente, quindi o anche il Villarreal, anche perché dobbiamo continuare sempre a dire che il nostro calcio, ecco, i tifosi se ne sarebbero andati via, il nostro calcio è questo, cerchiamo di apprezzarlo per quello che è. Ma io la partita non l'ho vista, ieri sera ho visto le highlights, ho visto i commenti, ho sentito poi i rumors. Ho visto comunque i cartellini gialli che sono stati tanti, 8, quindi vuol dire che la partita è stata estremamente fisica e estremamente interrotta. Ora, io credo che una partita come Juventus-Inter è logico che sia una gara dove la tensione è molto alta, soprattutto perché avevamo una Juve che doveva rincorrere e doveva rientrare comunque dentro al novero delle papabili per il campionato.
però devo dire che il calcio italiano non è che offre poi tanto oggi, perché gli allenatori non mi sembrano molto aggiornati, onestamente, e non premiano poi neanche molto il ritmo, al di là del fatto che gli arbitri poi ci mettono anche loro, perché sono anche loro a spezzare spessissimo il gioco. Quindi il punto dolente, a mio parere, è una intensità a volte bassa, direi diciamo nella media del campionato italiano, e un livello tecnico scarso, perché il tatticismo è estremamente esasperato. Quindi se noi andiamo a mettere insieme queste negatività, è logico che poi quando vai a confrontarti con alcune scuole calcistiche che poi dettano legge in Champions, allora lì andiamo a enucleare veramente i problemi seri che sono quelli del calcio Però io italiano. ti fermo qua, perché non sono scuole calcistiche, nel senso che, vabbè, se mi parli delle squadre spagnole, hanno, diciamo, abbastanza uno zoccolo spagnolo, ma le squadre inglesi non sono particolarmente, abbiamo visto nelle squadre, stiamo parlando delle top ovviamente, Sì. Maggior parte sono tutti campioni stranieri, anche lì, perché sono presi ovviamente. Sono d'accordo, però credo che l'imprinting della Premier in generale sia proprio quello di dare intensità e ritmo. Guarda ad esempio anche gli inserimenti che hanno avuto i Bentancur e anche i Kulusevski da noi, e qua sembravano oggetti un po' fantasmatici. Ecco. Questo per dire, perché anche mi dà l'assist, perché Henry è grandissimo appassionato di questa squadra. Ecco, andiamo a vedere, eccola qua. Tottenham Hotspur, ecco, una cosa proprio sì, velocissima. Non sono molto vincente. No, però... vabbè, ok, però hai parlato appunto di Bentancur, di sì. Kulusevski, e quindi con Conte, che non apprezzi in particolar modo come tipologia di allenatore. Io invece lo apprezzo moltissimo, perché nel calcio di adesso deve avere uno così, poi magari dopo un po' ti stanchi anche. Però... Infatti, comunque le magagne di Conte si sono notate, perché si sanno qual è. E dalle partite a competizione, a gara secca, siamo comunque andati fuori, quindi quello è il suo punto dolente. Chiaro che per il Tottenham importante è il campionato, che non vince dal 1961, quindi un allenatore come Conte da regolarità è importante per quello che è un girone all'italiana, Ecco, adesso cos'è? Quinto, no? Mi sembra. Siamo quarti. Quarti, però delle partite sì, da recuperare o sono già state recuperate? Credo che dobbiamo recuperare il derby. Ok. Senti, parlando invece, cambiando un attimo, non argomento, nel senso che la Juve ha fatto, ecco, andiamo a vedere un attimo la progressione, anzi prima vediamo la classifica. Allora, qua abbiamo la classifica, quindi ecco, vedete qua che quindi abbiamo il Milan a 66 punti, deve giocare stasera, abbiamo il Napoli che l'ha raggiunto, l'Inter che è 63 con una partita da recuperare, e la Juventus che rimane ferma a 59, quindi in teoria dalla vetta potrebbe, se vince il Milan stasera, va a 69, sarebbero 10 punti, ci sarebbero 7 partite e potenzialmente l'Inter ne potrebbe avere 7 sulla Juve. Sì, 7 sulla Juve se va a vincere il recupero. Quindi possiamo dire che la Juventus, nonostante il trend, questo è il trend, se andiamo a vedere il trend, sono stati 16 risultati utili consecutivi con 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vittorie e 5 pareggi, e quindi arrivato a un certo punto la sconfitta di ieri ha bloccato questa escalation, però praticamente quasi un girone imbattuto. Prossime partite, dopo andiamo a vedere quali sono le partite della Juventus, però insomma è un po' più difficile adesso. Se avesse vinto ieri si sarebbe ricandidata alla grande, probabilmente rilanciata alla grande. Sì, ieri direi che, non dico che è stato che ha sancito l'esclusione, però ha dato un po' una bella stoccata alla Juventus, che credo che comunque, per come era stata strutturata, per le difficoltà che aveva, credo che
rientrare già nelle prime 4 sia un grande risultato. Beh, è partita troppo male, quindi paga anche una situazione del genere. È partita male, ma col Villarreal sono emersi tutti i limiti. Sì, è una squadra un po' storta. Lui è stato bravo a rimettere un po' in piedi, a creare anche delle pulizie, soprattutto a centrocampo, no? Dove c'erano o doppioni oppure giocatori che non erano così. Guarda, anche per ritornare un po' alla divergenza di pensiero in Ceronottare che abbiamo io e Tommy. Sì. Ecco, lui ad esempio è diciamo un grande stimatore di Allegri, o comunque un difensore di Allegri in questo campionato. Io credo che questa Juve, pari com'è, se l'avessimo data in mano a Klopp, qualcosa in più avrebbe fatto. Vabbè, questo è probabile, può darsi, sì. Devo dire la verità che il Liverpool, quando ha incontrato anche l'Inter, ha messo Diego Jota, così centravanti, un falso 9 che ha creato grandissimi problemi. Tutti si aspettavano il tridente d'attacco, no? Con Firmino, Salah, Mané, e poi dopo alla fine ti ritrovi invece con uno che crea dei problemi, e poi dopo lui a 20 minuti alla fine ha il potenziale di mettere dentro i brillanti Brevilini, che hanno 20 anni, che quindi nel momento in cui uno deve recuperare il risultato sono delle spine nel fianco, quindi ha anche un organico che consente di fare una cosa del genere. Sì, anche se la rosa juventina comunque non è assolutamente scarsa. Io credo che si possa fare un po' di più. Tu dici che potrebbe essere? Sì, io credo che si possa fare di più almeno. Ok. Tornando al discorso invece di Sacchi, ha detto anche che il Milan è la squadra che gioca meglio. Sei d'accordo riguardo a questo nel campionato italiano? Ma il Milan io l'ho sempre visto estremamente fresco. È una squadra che secondo me ha anche recuperato molto in simpatia. Onestamente, lui dice che è una squadra giovane, sì. È una squadra giovane che quindi ha un entusiasmo e quindi a livello di collettivo riesce ad emergere di più. Sì, poi forse c'è anche una pressione non estremamente gigante dentro il Milan, perché comunque è una squadra che si è dovuta reinventare, ricostruire, quindi anche la stessa tifoseria ha avuto un po' pazienza e ha dato tempo. Credo che, non voglio comunque sbilanciarmi, che il Milan sia un po' il progetto importante del futuro del calcio italiano. Questa è la mia idea. Vabbè, quindi il giovani, pulizia dei conti. Sì, io vedo due squadre di medio-alto livello che possono essere il futuro. Sicuramente l'Atalanta e direi anche il Milan. Ecco, l'Atalanta però in questo momento paga, perché nel calcio non si inventa nulla. Se tu non hai gli attaccanti, ha avuto un grandissimo problema con gli attaccanti, Zapata, che non so neanche se appunto riuscirà a recuperare. Comunque, per dire, l'anno scorso, gli ultimi 2 anni fa, non mi ricordo quanti gol, quasi un centinaio di gol fatti, no, da parte dell'Atalanta, quindi sinceramente il dato invece di quest'anno è a 52, che sono sempre tanti gol, però per esempio non è più la prima squadra del campionato italiano a livello di gol, quindi i gol sono venuti a mancare, tant'è vero che sta scendendo, scivolando un po' in basso. Vediamo per esempio nella classifica, che il Milan, la classifica dei gol fatti, che secondo me è sempre molto importante da andare a vedere. L'Inter, nonostante un po' un momento veramente difficile per le due davanti, che segnano, Lautaro da 8 giornate non segna, cioè ha segnato, però insomma ha segnato con la Salernitana, però per dire che ci sono tante partite che non ha segnato, quindi ha 63 gol fatti. E poi seconda a pari merito è il Napoli, il Milan e il Sassuolo. Poi c'è il Verona con 55 reti, che non è mica roba da poco, 51 sono quelli della Roma, e qua abbiamo il dato tecnico che fa capire tante cose, 47. Che è quello della 47. Poi c'è anche la Lazio con 60 reti, non l'ho visto. La Juventus secondo me ha pagato questo, e lo paga soprattutto a centrocampo, perché è il centrocampo che non dà palle. Infatti la difesa è sempre comunque la terza difesa, perché prima è il Napoli, seconda l'Inter e terza è la difesa della Juventus. Se tu guardi bene, la Juve si è comunque sempre indebolita al centrocampo, perché rispetto a quella che fece la finale contro il Barcellona,
poi è sempre andata in declino e poi chiaramente i risultati si sono visti. Al di là dei campionati vinti, ma sai, vincere il campionato italiano oggi non ha questo grande allure. Vabbè, insomma, però chi non lo vince dopo alla fine rimane sempre un po' scornato. L'importante è fregiarsi, perché vabbè, dopo sì, è chiaro che dopo sono dei soldi, sono dei trofei, chiaro. tante cose. Lo vediamo anche con la Coppa Italia, che diventa la Coppa Italia diventa interessante quando arrivi in semifinale, no? Altrimenti dopo è un po' un fastidio, no? A proposito, Sarri ha detto che arrivano sempre le stesse squadre e ha un sistema, un modulo, quello della Coppa Italia, per come è stato registrato, è stato ideato, che lo fa arrivare praticamente sempre più o meno le stesse squadre, che televisivamente parlando possono regalare qualche risorsa in più. D'altronde all'Italia, alle squadre del movimento calcistico italiano, mancano i soldi, perché se in giro i soldi delle grandi televisioni o delle grandi squadre, delle grandi griffe sportive vanno presso altri campionati, altre squadre, è evidente che questa cosa crea un grossissimo problema, e quindi bisogna cercare assolutamente di recuperare questo terreno perduto in altro modo, e non ci sono tante strade. Sì, oddio, la Coppa Italia in questo modo direi che è estremamente prevedibile, elitaria, ma anche estremamente noiosa. Io che vengo dalla cultura della, come dire, FA Cup, dove crea comunque il sogno, l'entusiasmo, l'opportunità, ecco, di arrivare a Wembley, e qui manca questo, non dico enfasi perché poi non è neanche la parola giusta, ma manca questa storia anche. C'è questa anche una storia, ma soprattutto manca l'idea di fare crescere un movimento, perché quando tu vai a riempire stadi di terza o quarta divisione che magari ospitano una squadra importante, tu fai crescere un movimento, perché comunque è una partita secca e la squadra piccola avrà tutto l'interesse a dare la vita. E sono anche occasioni per le squadre grosse di andare a provare alcuni giocatori che invece o in campionato oppure nelle coppe europee un allenatore magari non ha sempre la possibilità di andare a testare. Quindi è la formula è completamente sbagliata. Io spero che la federazione e anche la Lega rivedano un po' il torneo, perché credo che vada a contribuire ad abbassare proprio il movimento calcistico italiano. Ok, ci sono, vabbè, ti domando, no? Visto che la settimana scorsa avevamo ancora la bruciatura della sconfitta, no? Contro la Macedonia, no? E quindi avevamo fatto quindi tutta un'analisi molto più ampia. Così, come prima idea, no? Cosa dovrebbe fare il movimento sportivo dal tuo punto di vista? Cercare quindi, non so, molti dicono bisogna avere personaggi dello sport dentro, ex campioni per esempio. Questa è una mia idea a livello proprio di istruzione dal basso, per esempio, no? Grandi campioni che possono essere da traino, da esempio. Sì. Cambiare i vertici, subito hanno detto bisogna cambiare i vertici, ma tanto se ne cambi i vertici ne arrivano altri, e non è quello. Bisogna cercare, oppure essere un po' più forti a livello internazionale, cercare di mettersi a tavolino, studiare quali possono essere delle nuove logiche, delle nuove strategie, copiare magari degli esempi dagli altri campionati o dagli altri sistemi. Vedi, cosa si può fare? Noi abbiamo avuto due modelli di squadre, come dire, di caratura media, diciamo media, che sono stati il Siviglia e il Villarreal, che non sono né il Real Madrid e nemmeno il Barcellona. Certo. Queste due squadre hanno una strategia accompagnata da una, come dire, struttura, che sono in armonia. Ecco, lì è un modello vincente, perché quello è un modello che crea il movimento, nel senso, quando tu hai delle grandi che magari hanno l'annata storta e non riescono a concludere un percorso, il movimento di quel tipo di appunto nazione, sì, manda a vincere queste squadre di medio livello e crea comunque sempre un rinnovamento. Quindi cosa anche voglio perché dire? Poi riesce a recuperare comunque un glamour ulteriore
al proprio campionato, al proprio sistema, perché 2 anni fa, un anno scorso, già solo il fatto che se ne va via Messi da Barcellona perché ci sono state delle restrizioni a livello economico, il Barcellona ha dovuto ricominciare quasi da capo, stessa cosa il Real Madrid che ha preso comunque un pragmatico come Ancelotti. Il movimento sportivo, dopo un decennio, lo spagnolo con 2 europei, un mondiale e il tiki-taka di Guardiola con grandissimi campioni, si è azzerato, quindi devi ripartire, quindi hanno perso qualcosa, però quel decennio, come dici tu, è stato vinto tutto, compreso anche il livello medio. Esatto. Quando noi mandavamo a fare i quarti di finale, non so, un Cagliari, un Bologna, oppure l'Europa League veniva snobbata, vinta quante volte da Siviglia? 3 volte. Esattamente, perché c'era anche un approccio corretto alla propria dimensione. Il Siviglia era estremamente consapevole che non poteva vincere lo scudetto e andava a vincere dove aveva le carte in regola per poterlo fare, ed è uno di quei motivi per cui io spero che appunto l'Atalanta vada molto avanti quest'anno, perché ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo, ma così anche la Roma in Conference. Poi per quanto riguarda l'altro punto dolente, cioè i giocatori italiani che mancano e quindi l'attacco, io dico, è vero, tu dici l'attacco, dopo ti faccio vedere una foto. Mancano i giocatori che possono dare una svolta alla nazionale in quel senso, però bisogna anche dire che da noi abbiamo anche stranieri di medio e basso livello, perché quando tu avevi stranieri di grande caratura, quelli automaticamente erano portavano su anche il livello di tutto il calcio nostrano. Quindi è un po' è un cane che si morde la coda. È vero che mancano comunque i grandi talenti italiani, ma abbiamo anche giocatori stranieri a volte di livello anche medio-basso. Però vabbè, tu dici che i giocatori stranieri sono stati un esempio, lo sappiamo, perché poi sono stati in qualche modo, pensiamo agli anni '80, ogni squadra ne aveva 3 e elevavano anche il livello del calcio italiano. Elevavano il livello ed erano anche da esempio, e infatti sono state vinte anche un bel po' di coppe. No? E poi io credo che l'altro punto dolente sia il dato tecnico. Ecco, il dato tecnico. Troppa tattica. Allora, questa troppa tattica. Ecco, sì, questo effettivamente potrebbe essere una delle logiche, anche perché poi appunto non avendo costruzione dal basso è un altro però non è solo italiana quella, certo. Quindi è un discorso a livello internazionale, no? Il calcio è cambiato. Io adesso vi faccio vedere una slide che ho fatto vedere settimana scorsa ai miei ospiti, ed è questa. Quindi qua abbiamo Dino Zoff, sì. Alessandro Nesta, Roberto Baggio. E questo qua è Beppe Signori. Sì. Questo per dire che sono 4 tipologie di ruolo: il portiere, il difensore centrale, vabbè, comunque un difensore in generale, il campione tecnico, inarrivabile quasi, e un attaccante normale come tanti altri, perché Beppe Signori comunque è stato capocannoniere. Però la buttava dentro. La buttava dentro. Allora, quello che voglio dire è che potevo mettere Gigi Riva, potevo mettere Rivera qua e potevo mettere magari Facchetti, non so. Hai capito quello che voglio dire? Per dire che una volta ci dicevano ma voi avete il portiere, negli anni di Zoff c'erano 10 portieri a livello eccezionale. Sì. 10 portieri, c'era Albertosi, Zoff, ma c'erano anche Sarti, Lidovieri, Cudicini, per Castellini, ma anche tantissimi, no? Anche il grande Memo, che saluto. Però quello che voglio dire è che c'era una scuola anche dei difensori, partiamo anche da quelli più arcigni, da Burnic a Rosato, ma anche quelli più tecnici, c'era negli anni 60, e poi dopo siamo arrivati fino a Nesta, che era un giocatore comunque tecnico, o Cannavaro, no? E poi grandi talenti, i numeri 10, Mancini, abbiamo avuto Baggio, abbiamo avuto quanti giocatori? Zola, abbiamo avuto Rivera, che è stato Rivera ancora prima, da cui si parte tutta la nostra bella chiacchierata, e di davanti una serie di giocatori. Io ho preso quello tra virgolette meno titolato rispetto ad altri, ma avrei potuto mettere tranquillamente Cristian Vieri, potevo mettere, non so, Carnevale, potevo mettere tutti i giocatori Vialli, giocatori che hanno giocato tantissimo. Allora, quello che voglio dire, che cosa è mancato, perché in quel periodo storico, specie poi quello negli anni 60-70, gli stranieri erano rari, quindi
c'era una crescita interna. Mancavano però anche il discorso legato alle plusvalenze, quindi anche un aspetto finanziario del calcio che ha portato a un depauperamento tecnico, perché tu i giocatori inizi a scambiarli solo per creare un valore contabile, ma non è che vai alla ricerca di giocatori che hanno una coerenza tecnica dentro ad un progetto. Quindi direi che questo esasperato ha portato il calcio italiano direi a questo livello estremamente basso, ma lascia perdere la nazionale che ha vinto il campionato europeo, dove vai anche ad incastrare un momento di informa e come tutte quelle competizioni lì devi prendere anche il filotto giusto, momento giusto, no? Ma io parlo alle squadre di club, perché il punto dolente è veramente quello. Certo, e vabbè, ma quello è legato proprio al fatto che non ci sono risorse, e poi qui ovviamente dove ci si deve un po' industriare ci sono anche delle situazioni non molto chiare e le regole vengono abbastanza aggirate, quindi ricordiamo che però non è che però, cioè, io sono dell'idea che bisogna cercare di ripartire con delle regole, cercando di sfruttare la deriva, diciamo, di pulizia mentale con un progetto virtuoso, però arrivato a un certo punto non è che si possa dire ma noi dobbiamo essere perfetti non si può mai essere, anche perché poi di fronte abbiamo tanti lavoratori, è il quinto settore in Italia, certo. Quindi non è che per un concetto di purezza, devo dire la verità, anche un po' astratto, no? Perché all'estero poi sì, sono bravi, però insomma non è che poi andiamo sempre a decantare l'estero e noi sempre a autoflagellarci. Credo che ad un certo punto bisogna andare con i piedi di piombo. Probabilmente anche questo, tra andare tra i piedi di piombo e non fare niente, credo che bisogna cercare di avere almeno una soluzione di mezzo. Senti, nel frattempo c'è Biagio Castagni che ci saluta sempre. Ciao Fulvio, che lo saluto a te e al tuo ospite. Ciao Biagio, che è radiocronista del web per le partite dell'Inter su Facebook, e poi abbiamo Fabrizio Baselli che parla di Del Piero, certo, ovviamente anche Del Piero, ma ce ne sono stati tantissimi, no? Non stiamo neanche qui ad elencarle, ma anche giocatori di seconda fascia, ne abbiamo avuti tantissimi. Sì. Guardate quanti erano gli attaccanti nel 2006, Giaquinta, che hanno vinto a Berlino, Giaquinta, Del Piero, Inzaghi, Toni, ce ne sono altri che me li dimentico, quindi vabbè, insomma, vabbè, questo per dire che erano tantissimi giocatori che venivano fuori comunque dalle generazioni successive degli anni 80. Quando avevamo avuto i grandissimi stranieri con cui erano. Perché molti dicono che sono gli stranieri a soffocare, non è assolutamente vero. I grandi stranieri portano anche... È il campione. Esattamente. È il campione. Senti, parlando di campione, visto che abbiamo parlato appunto adesso anche di esempi, no, di giocatori che sono stati fondamentali nella vita, diciamo, calcistica, ma anche della nostra scuola, no, che doveva crescere in qualche modo, abbiamo per esempio invece questo giocatore che purtroppo ci ha lasciato, eccolo qua, sì. Questo è Pablito e Paolo Rossi, ed è praticamente il murales che è stato dipinto esattamente ad Altavilla Vicentina, quindi vicino alla sua Vicenza, dove ha giocato e ha fatto dei campionati splendidi, il famoso Vicenza di Giambattista Fabri, che arrivò secondo dietro alla Juventus, e niente, quindi questo è il più grande murales che sia stato fatto da questi stimatori, è un'associazione che è appena andata in Ucraina ad aiutare. Bene, li ringraziamo, mi hanno arrivato appunto una segnalazione da parte loro. Andiamo a vedere che qua ci sono altri commenti. Fabrizio Boselli dice Gilardino, ecco, certo c'era Gilardino, certo, e come no, Gilardino che era quello più scarso, per dire che è stato capocannoniere più volte. Però vedi, credo che Mancini abbia anche peccato dalla Bulgaria in poi, parlo, di estrema riconoscenza verso comunque un gruppo. Un allenatore, quando vince un qualcosa, deve avere anche, è chiaro che quella è la tua famiglia, hai costruito anche un sistema affettivo con quei giocatori. Beh, è sempre lo stesso errore. Però devi anche dire che ormai la fame l'hanno comunque soddisfatta e bisogna anche un po' fare però credo che, non so, fino a un certo punto, perché non andare ai mondiali credo che è stata un po'
grossissima delusione. La Bulgaria è stato un campanello d'allarme. Sì, sì, anche l'Irlanda del Nord, ovviamente, vai a fare 0-0. Lasciando perdere i rigori sì, certo, certo. O un segnare, però già la partita con la Bulgaria... Ecco, non ti sembra che abbia... Io avrei fatto, per esempio, ha commesso lo stesso errore che commise Ventura nella seconda partita, esatto, con la Svezia, no? Forse non doveva inventare degli schemi, anche delle soluzioni, delle punizioni dal limite, delle cose proprio nello specifico della partita, all'interno. Invece noi abbiamo impiegato 20 minuti con la paura che ci potessero segnare, di studiarli, e li abbiamo tenuti lì. Vuol dire che praticamente questi giocavano solo di rimessa. Tieni conto però che se non fanno quell'errore a centrocampo contro il Portogallo, anche il Portogallo non so come poteva sbloccare la partita, quindi non è proprio una squadra così facile da andare a affrontare la Macedonia. È chiaro che ma merito, aveva battuto la Germania, no? Sì, quindi non era una squadra che era... È una squadra che non ha comunque un curriculum tale da andare a spaventare quando la vedi, però è una squadra che sa comunque stare in campo. Io credo che già dal primo tempo lui aveva avuto alcune risultanze, e Immobile, questo è un parere personale, poi chiaramente noi siamo tutti dei commissari tecnici mancati, nel secondo tempo non avrebbe già comunque dovuto entrare. Invece lui, Mancini, è lì che va a perseverare, magari cambia dopo un quarto d'ora del secondo tempo. Esatto, è questo che voglio dire. Hai perso tempo. Anche perché poi Immobile è uno che devi dargli il pallone nel momento giusto, perché è rapido, gioca quasi più da contropiedista. Se tu hai una difesa schierata, certo, ma vedi, Immobile i numeri nel campionato italiano li ha. Il problema qual è? È che gioca comunque in una squadra che non ha una esperienza europea di Champions League, ce l'ha ma in Europa League. In Champions tu hai bisogno squadre che continuativamente la fanno, e quindi gli attaccanti sono anche portati a avere anche un loro riscontro con altri avversari. Ecco, infatti Biagio è quello che in qualche modo sostiene anche la mia tesi, dice Immobile gioca con un gioco in verticale, quindi quando la difesa è schierata, esatto, arrivato a un certo punto, per esempio è entrato Raspadori con la sua gioventù anche pazza, ha fatto delle cose che secondo me non erano però anche lo stesso Insigne, va bene i brevilini contro gli arcigni che sono schierati in difesa, perché io non ho mai visto una difesa, cioè era da tanto tempo che non vedevo una difesa così imbarazzante come quella della Macedonia, che buttava la palla in fallo laterale, in tribuna, proprio ha fatto una partita, giocava alla vecchia. Allora a quel punto lì, quando giochi in quel modo lì, devi inventarti delle cose. Però hai capito che anche il risultato che ha avuto il Portogallo non è stato facilissimo, certo, no, assolutamente. Va bene, rientriamo un attimo su altri temi che riguardano appunto il nostro calcio. Andiamo a vedere quelli che sono invece i prossimi impegni, non nel prossimo turno, ma i prossimi impegni delle squadre in testa alla classifica. La Juventus possiamo incominciare un po' a dire, la mettiamo da parte. Vediamo invece le partite che sono quelle appunto del Milan. Stasera il Milan incontra... Analizziamo le prossime 3 partite. Allora il Milan incontra il Bologna, poi va a Torino, che è sempre una partita, l'abbiamo visto anche l'Inter. Il Milan poi al Genoa in casa, che se è ancora in corsa, perché il Genoa è lì per attaccarsi. Io sono del parere di Capello con questo Blessing. Che quindi è il futuro. Io andrei a pescare molto in Bundesliga a livello di allenatori. Ok. Perché mi sembrano estremamente perché Capello infatti ha detto che giocano molto con la ripartenza veloce. Esattamente, no? Il modello deve essere Klopp, non può essere Guardiola qua, perché noi innanzitutto abbiamo uno standard tecnico. Qua entriamo nella guerra talebana tra il contropiedista, perché diciamo la verità, poi è il gioco del contropiede con invece chi fa un forcing d'attacco facendo il giro palla e cercando di giocare alla Sacchi, quindi ritroviamo ai tempi di Trappottoni e Sacchi. Qua non si inventa nulla e poi tutto sommato è bello anche perpetrare questi 2 stili di gioco. Certo, però il problema è che per avere il calcio di Guardiola devi avere anche alcuni uomini che sono estremamente tecnici. Certo. Pensa che Guardiola una volta mi stupì e disse, e ha ragione, perché diceva io ringrazio i miei giocatori
perché sono dei grandissimi giocatori, ci ricordiamo, io stravedevo per Xavi, poi c'era Iniesta, tantissimi altri, e dice perché corrono tantissimo, perché sembrava che invece loro facessero un gioco che era così codificato, no? Che facevano girare solo la palla, ma effettivamente loro facevano dei movimenti brevi che davano delle soluzioni in più al compagno che aveva il pallone. Infatti più delle volte avevano 2 opzioni, 3 opzioni, ma perché si muovevano tutti a favore del compagno che portava la palla. Poi giocavano senza palla, e poi appunto perché giocavano senza palla, quindi andavano nello spazio, quindi non è che certo, è ovvio. E poi è l'esasperazione del calcio a zona, andare a coprire lo spazio. E beh, certo, quindi riempire le zone, quindi è ovvio che questa cosa qua omaggiava i suoi giocatori non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista proprio podistico. Infatti penso anche all'Inter che sia abbastanza sgonfiata, perché ha cercato di mantenere uno standard di gioco anche troppo produttivo da questo punto di vista. Poi ha cominciato nelle partite più difficili, che non aveva più, parlo dell'Inter ovviamente, a lanciare lungo col Torino, col Genoa, perché non ne potevano più. E poi Inzaghi non è che sia un allenatore che inventa molto durante la partita, quindi è abbastanza bloccato da quel punto di vista. Però l'Inter, a mio parere, in campionato comunque quest'anno ha fatto cose egregie, perché impoverita di valore, però ma ha cambiato gioco, è stato anche molto divertente in molte partite. Apparentemente impoverita. Poi appunto non è che andiamo a vedere allora le prossime. Abbiamo detto Torino-Milan, Milan-Genoa e poi Lazio-Milan vanno contro la Lazio. Poi alla terza partita c'è il derby di Coppa Italia. L'Inter, dopo si è tolto il dente della Juventus, le prossime 3 partite di campionato sono Inter-Verona, con un Verona che è già salvo, uno Spezia che ha fatto una partita fondamentale, importantissima, di 3 punti contro una diretta, si è messo abbastanza a riparo, quindi bisogna vedere, però è una squadra difficile da incontrare. C'è il ritorno poi del 20 aprile con il Milan della semifinale di Coppa Italia, e poi quella successiva è la Roma di Mourinho, che viene a San Siro, dove comunque ci si ritrova appunto con una squadra. Andiamo a vedere la classifica. La Roma di Mourinho in questo momento è quinta e ha 54 punti, si è leggermente staccata dalla concittadina Lazio, ovviamente, perché c'è un derby interno, ed è quinta, ed è, insomma, sta facendo un campionato discreto. Secondo te Mourinho è un allenatore, perché molti lo danno sempre per morto ormai? Ma io l'ho rimpianto, nel senso, rimasi abbastanza male quando venne esonerato, non me l'aspettavo. È stato il momento lì legato alla Superlega, in quel frangente, insomma. Nel Tottenham, perché stai parlando del Tottenham, nel Tottenham c'è stato un periodo di 4 allenatori cambiati, no? Giusto, in poco tempo. E Mourinho secondo me è stato esonerato in un momento di schizofrenia, poi è saltata fuori quella faccenda legata alla Superlega e la società aveva perso un po' il timone, anche emotivo, forse, tutto quello che stava accadendo. Io l'avrei comunque tenuto. Anche perché poi comunque lui ha un progetto, infatti lo si vede anche con la Roma, che adesso tutto sommato la Roma ha preso anche dei giocatori a gennaio, ne ha dismessi altri, quindi evidentemente ha la sua logica. La Roma è una squadra in costruzione, a lui hanno dato, diciamo, estremamente carta bianca, quindi il progetto di Mourinho lo si può valutare, direi, in modo anche compiuto il prossimo anno. Nel frattempo vedo che ci sono degli amici che si sono palesati e che salutano, e quindi sono Marco Meneghin, che lo saluto caramente, Fabrizio Baselli, Rudy Nerazzurro e Anna Maria Pavesi. Dunque stiamo parlando appunto anche della Roma, e le partite che andiamo a rivedere è solo, aspetta che dobbiamo scendere un attimo giù, eccole qua, quindi abbiamo detto ci fermiamo alla Roma per ciò che arriva dell'Inter. Invece le partite del Napoli ha 2 partite in casa. Il Napoli ha un derby di Coppa Italia in meno, ha 7 partite, di cui le prossime 2 sono in casa, Fiorentina e Roma, che sono difficilotte. La Fiorentina è una squadra che ha ancora delle ambizioni di entrare in Europa. Andiamo a vedere quanti punti è la Fiorentina. Se 50 la Juve, io tra le 3 in lotta la reputo la squadra più tecnica. Sì, certo. Ha pagato un momento di appannamento, lo andiamo a vedere.
il Napoli dopo era prima in classifica, se ti ricordi, con 2 gol subiti, Sì. non so, dopo 13 giornate aveva 2-3 gol subiti, quindi ha una difesa arcigna. Poi ha inanellato quando si è fatto male Osimhen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 risultati negativi comprendendo i pareggi, quindi 3 pareggi e 4 sconfitte su 2, 4, 6, 8, 9, quindi ha avuto questa fase centrale molto molto negativa. Poi ne ha avuto un'altra recentemente, adesso è in fase di crescita perché ha 3 partite consecutive che sta viaggiando a punteggio pieno. Tra parentesi è anche andata a Bergamo, insomma, indubbiamente a riprendere i 3 punti, insomma. Quindi quindi tu dici che dal punto di vista tecnico è una squadra che è superiore alle altre 2. Addirittura io avevo anche immaginato, poi appunto questo calo dovuto a tanti fattori mi aveva un po' scombussolato le previsioni. Io a fine novembre avevo detto che era una squadra che poteva addirittura andare a prendere il largo. Beh, all'inizio era questo il discorso, quindi... E la vedevo anche molto bene in Coppa. Poi c'è stata quella sciagurata gara contro lo Spartak Mosca, dove comunque oggi giocare con un uomo in meno per il calcio attuale è veramente difficile. È diciamo certo. Una sconfitta quasi annunciata, certo. E da lì si sono complicate un po' le cose. Però mi sembra che sia quella un po' più completa in tutti i reparti. Ecco, però in questo momento storico io ho sentito, vabbè, qua sono voci dal web, dalle varie chat, Facebook, eccetera, eccetera, interisti, perché dopo la partita di ieri, che devo dire la verità, l'Inter è stata molto fortunata, la partita di ieri, arrivato a un certo punto hanno detto sì, abbiamo preso i 3 punti, però a livello di gioco non va mai bene niente. L'importante è prendere i 3 punti. Allora questa è la cosa fondamentale, che bisogna anche pensare, perché molti dicono però se non si gioca, certo, raggiungere i 3 punti grazie anche a bel gioco, vabbè, allora ci ritroviamo di fronte a delle squadre stratosferiche, ma non è il caso di queste squadre, ovviamente. Quindi l'Inter, che ha dimostrato in certe partite con la Juventus all'andata, poi pareggiata 1-1 all'ultimo minuto con il rigore, che anche in quel caso lì era sempre stato sofferto, l'altra, la partita del derby, 80 minuti condotti, comparati di Maignan incredibili, e poi dopo alla fine ha vinto il Milan. Altre partite in cui ha dominato e poi dopo alla fine ha preso di meno. Allora, quello che voglio dire, ieri, stamattina, anzi sui giornali hanno scritto Inzaghi vince per la prima volta una partita sporca, in modo sporco. Quindi allora nel calcio, come hai detto appena adesso tu, l'importante è comunque vincere, perché è inutile che stiamo qua a raccontarcela come dice, perché la vittoria dà anche morale e fiducia. Però Sacchi, per esempio, che è un allenatore che non è risultatista, ma almeno sulla carta è uno più da bel calcio, dalla ricerca del gioco, arrivato a un certo punto un discorso del genere non l'accetterebbe mai, preferisce quasi perdere che fare una brutta partita. Però dovresti avere allora un Inter con altri giocatori, come la vorrebbe impostare Sacchi. L'Inter secondo me è una squadra che gioca un calcio funzionale per gli uomini che ha un allenatore che comunque non sarà come dovrebbe essere. Esattamente. Perché se tu hai dei giocatori, arrivato io non la vedo l'Inter a giocare alla Guardiola. Obiettivamente è attentato, è attentato, non è che poi alla fine non c'è il giro palla, anche in questo caso qua. Sentiamo Biagio, si lamentano sempre, non so, si lamentano sempre, si è giocato molto bene e raccolto meno, mentre ieri ci stava nel contesto vincere le partite sport che risultano poi essere dei tonificanti per tutto l'ambiente. È quello che dico io. Certo, hai perfettamente ragione, anche perché poi adesso c'è poco da fare. Ma perché tu hai vinto uno scontro diretto, anzi hai allontanato una squadra che ha nel DNA alcuni recuperi di questo genere. Certo, anche perché poi appunto avrebbe cercato ovviamente di avere il rush finale che farà. Secondo me la Juve è un bel finale comunque di stagione, no? Ovviamente, no? Quindi... Poi anche per la struttura finanziaria che ha, non arrivare tra le prime 4 sarebbe disastroso. Mancano 7 partite, arrivato a un certo punto sono 7 partite, quindi non è che devi andarle a vincere. Il Milan se le vince tutte prende il titolo di campione d'Italia, quindi è evidente che passa innanzitutto dal... Però Fulvio, dico, stiamo attenti molto al Napoli.
Sì, sì, certo, beh, ovviamente è lì, eh. Il Milan Derby avrebbe dovuto perdere, ma nel finale sappiamo tutti come è andata a finire. Vabbè, qua vabbè, lui è interista per Perché forza. io quando è iniziato il campionato, ai nastri di partenza, io l'avevo dato scudettato. Ma sono 3 anni che ha, anche quando c'era Ancelotti, quando c'era Gattuso, tutto sommato era la squadra che aveva il migliore organico dopo la Juventus, no? E quindi siamo sempre lì. Forse con Spalletti c'è stata anche un po' di calma, un presidente che ha fatto un po' un passo indietro, sembra, Non no? mi sarei aspettato, onestamente, i 4 gol in casa contro il Barcellona. Lì mi ha un po', ecco, ho un po' rivisto il giudizio sulla forza europea del Napoli, che tolta appunto a quella sciagurata partita contro Sparta, poi comunque il girone è riuscito a portarlo a casa. Senti, passiamo alle prossime partite, 32esima giornata. Allora io metto sempre in fascia, la fascia rossa, quelle Sì. partite che in teoria dovrebbero essere quelle più importanti. C'è un Napoli-Fiorentina, appunto vediamo le ambizioni della Fiorentina nei confronti del Napoli, e il Torino che deve cercare comunque di fare una bella partita contro il Milan, raggiungere almeno quota 40 nelle prossime partite, ma la raggiungerà ovviamente. L'Inter che incontra il Verona. Abbiamo poi 3 partite che sono quelle della paura, perché c'è il Genoa, ci sono il Genoa, il Venezia a 22 e il Cagliari a 25, e il Cagliari, se continua a perdere, può prendere, vabbè che c'è il Genoa che incontra la Lazio, il Venezia incontra l'Udinese che è in grande spolvero, cioè è l'ultima occasione secondo me per il Venezia soprattutto di riuscire a fare dei punti e tentare di agganciare lì davanti magari il Cagliari, perché la lotta, andiamo a vedere un attimo, la vai a fare appunto, secondo me, se non c'è un'implosione della Sampdoria, la vai a fare sul Cagliari. Quindi sono qua, se vedi le 4 squadre, Cagliari 25, sì. Genoa e Venezia 22, la Salernitana è già fuori perché mancano 21 punti, arriverebbe a 37, che non è la quota ovviamente per la sopravvivenza in Serie A. Quindi il Genoa e il Venezia fanno la corsa sul Cagliari. Quindi ritorniamo alla slide delle partite, eccola qua. Quindi abbiamo Genoa-Lazio, Venezia-Udinese e Cagliari-Juventus, dove la Juventus deve fare comunque punti, l'Udinese è interlocutore, però deve fare anche attenzione perché quota 40 ancora non l'ha fatta, e la Lazio deve rimanere attaccata dietro alla Roma per cercare di andare a prendere il quinto posto e rimanere in Europa. Poi abbiamo un Sassuolo-Atalanta che secondo me è la partita più divertente e godibile, perché Sassuolo ha già i suoi punti, l'Atalanta gioca aperta probabilmente, poi le ultime 3 che sono partite dove Bologna-Sampdoria forse un punto a testa non fa male a nessuno, Empoli-Spezia idem, e un Roma-Salernitana che dovrebbe sancire una vittoria comunque di Mourinho. Qual è il tuo ragionamento e quale ovviamente è la partita che andresti a vedere tra queste? Allora, io andrei a vedere Genoa-Lazio. Andrei a vedere Genoa-Lazio perché vorrei vedere bene questo Blessing, sì, in una situazione dove deve fare comunque punti e anche bottino pieno, perché il Genoa ora non può neanche più permettersi pareggi. Però mi sembra che questa squadra abbia recuperato innanzitutto un gioco, una solidità dietro che è fondamentale, perché le partite si vincono prima non prendendo gol. E poi questi metodi appunto che arrivano dalla Bundesliga, dove comunque il ritmo c'è e le difese sono abbastanza registrate. Chiaro che per la Lazio è una partita importante perché deve fare punti in chiave europea, però il Genoa in questo momento credo che sia la squadra più interessante perché può essere quella più innovativa. Beh, questo saranno contenti lì a Genova, perché effettivamente negli ultimi anni hanno sempre dovuto sopportare la doppia campagna acquisti a gennaio e a luglio, con sconvolgimenti delle rose, giocatori di passaggio, quindi io credo adesso che forse c'è un progetto. C'è un progetto e si è dato un respiro europeo, anche se comunque non è comunque in Europa,
perché pensa già come una squadra che deve andare a anche costruire. perché poi c'è un fondo dietro nell'acquisto, Sì. quindi magari c'è un bel progetto, mancherebbe quel famoso ultimo scudetto per raggiungere la stella, che sarebbe una cosa fantastica epocale, del sì. calcio. Va bene, allora siamo andati a vedere le ultime partite. Vabbè, Biagio Castagna, io vedrei Torino-Milan e da Radio Cronaca che lui andrà a fare quello, ovviamente Inter-Hellas Verona. Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, della nostra chiacchierata. Andiamo a rivedere quello che è l'appuntamento di domani con eccolo qua, Davide Grassi, appunto martedì 5 aprile alle ore 17, e ci sarà appunto la presentazione di questo libro che è appena uscito. Lo voglio far vedere, ovviamente, eccolo qua, lo vedete, Fantasia milanista, e sono eroi, leggende e numeri 10 e rossoneri, che insomma è il ruolo che in qualche modo ha sempre abbastanza fantasticato qualsiasi bambino. Per te qual è stato il ruolo in qualche modo che nel calcio ti è sempre un po' attratto? O un giocatore anche un po' di riferimento, no? Ma io sono comunque, hai detto Rivera, sì, ovviamente. e quindi numero 10, io sono sempre stato più amante dei grandi registi che dei grandi centravanti o dei grandi portieri, perché il regista è un giocatore che fa e crea arte. Purtroppo in questi anni è un ruolo che è stato molto mortificato. Forse l'ultimo grande giocatore che non si affida comunque al fisico, ma solamente all'estero, è stato Messi, perché comunque Ronaldo, se non è supportato dalla certo, dalla forza struttura pazzesca, esatto, è un giocatore che inizia a avere dei problemi. Messi è l'ultimo giocatore di una certa idea di non calcio. ci sono più effettivamente dei 10. L'unico che mi sembra che potesse coniugare il calcio di adesso con la capacità tecnica era Hazard, secondo me, no? Un giocatore che però si è un po' perso. Si è un po' perso. È chiaro che non sei a livelli di Messi e di Ronaldo, anche se Ronaldo è più un finalizzatore rispetto a... E anche Messi è anche più un attaccante, magari il 10 Esattamente. che forse intendi tu è anche il 10 alla Pirlo, alla Mazzola, alla Rivera. Erano quelli che facevano le grandissime aperture. Se tu guardi il Milan Ajax, il 4-1, le aperture di Rivera erano arte pura. Io adesso faccio molta fatica a vedere un gioco così. Erano arte e pura. Beh, questo tanto per dire che abbiamo trascorso un'oretta in bella e piacevole compagnia con Enrico Laseri, parlando di calcio a 360 gradi. Ricordo che Enrico ha la sua attività di DJ, no? Ovviamente si è sempre in giro, no? Zurigo, mi hai detto recentemente, anche se non prendi più aerei, perché è anche un momento storico abbastanza difficile, no? Quello di dover viaggiare, però quindi si sta riaprendo un po' anche questo momento, perché anche voi lavoratori dello spettacolo avete avuto questo impasse pesantissimo. Sì, una penalizzazione molto, molto forte, anche perché eravamo quelli che comunque creavano più assembramento, e quindi l'assembramento era quello da andare a scongiurare. Ecco. Va bene, dove sei prossimamente? Allora, sono a Firenze venerdì, al Volume, in piazza Santo Spirito, quindi un bellissimo posto, e la settimana dopo poi sarò a Zero Branco all'Altro Quando, quindi un bellissimo festival con molta musica live in Veneto. Va bene, grazie ancora ad Enrico Laseri, DJ Henry, e noi ci vediamo. Saluto ovviamente anche gli amici che hanno interloquito fino all'ultimo, anche Fabrizio Baselli parlava appunto di Pirlo. Biagio Castagna, è sempre un piacere seguire la trasmissione. Saluti a te caro Fulvio, a tuo ospite, quindi lo salutiamo. Grazie anche a Fabrizio Baselli. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, vediamo appunto settimana prossima come le prime della classifica andranno a combattere e a cercare di mantenere i punti, ovviamente cercare di recuperare i punti e essere in testa alla classifica appaiate, o se invece ci sarà qualche rallentamento, e poi soprattutto le tre che sono a ridosso della retrocessione, che risultati riusciranno a ottenere con le partite abbastanza complicate. Grazie per aver partecipato ovviamente a Che Calcio Che Fa, grazie ad Enrico ancora, e buona serata a tutti. Ciao ciao. Ciao.